Una mostra fuori dall'ordinario in un luogo di grande fascino e di storia, 100 anni dalla Grande Guerra. È una delle tappe del percorso impegnativo intrapreso dalla città di Vittorio Veneto per indurre una riflessione collettiva sul tema universale della fratellanza e della pace tra i popoli a 100 anni dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Sono 100 messaggi di pace con 100 opere a 100 anni dalla Grande Guerra. 11 artisti davvero di fama internazionale che con il loro fare artistico danno questo sentimento di fratellanza, offrono questo sentimento di fratellanza e pace. La mostra sarà inaugurata domani alle 17:30. Di Brindisi, Zigaina, Celiberti, Calabrò, Faccincani, le opere tra le altre esposte a Palazzo Todesco. Immagini particolarmente forti che invitano a profonda riflessione. Questa violenza che loro rappresentano e che noi qui raccogliamo ed esponiamo è una violenza che ha bisogno di essere vista e superata. È proprio da qui che bisogna partire per riuscire ad andare oltre. La mostra vittoriese perciò traccia un percorso artistico completo sulla pace quale condizione primaria del vivere civile. Significative e ricche di fascino le installazioni del maestro Giorgio Celiberti. E mi sono seduto a una certa distanza e le croci emettevano dei suoni così dolci, così che sembrava che ci fossero delle persone in un dialogo molto, molto commosso e molto rispettoso. Le opere saranno esposte fino al prossimo 10 gennaio. L'evento comprende anche laboratori didattici per gli studenti delle scuole primarie e secondarie, visite guidate e il coinvolgimento dei comuni che all'epoca della Grande Guerra si trovarono in prima linea.